nuove tasse per dare il reddito universale, cioè nuove tasse per dare un reddito a chiunque, anche a chi che magari non è in carcere, non è pregiudicato, ma per esempio spaccia, non lavora perché non la voglia lavorare, fa il ladro, va in giro a rompere le balle, lazzaroni, no? Un po' di tutto. Noi mettiamo delle nuove tasse per dare un reddito a tutti, a prescindere dalla ricchezza, a prescindere dalla dichiarazione dei redditi, a prescindere da tutto, solo per il fatto che esisti. Ecco, questa è l'idea straordinaria, meravigliosa di Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle. Per chi non lo sapesse, fondatore del Movimento 5 Stelle, per chi non lo ricordasse, fondatore del Movimento 5 Stelle. E per chi non lo sapesse, il Movimento 5 Stelle è uno dei partiti che oggi sostiene il governo Conte. Io vorrei sapere se questa visione mondialista di Beppe Grillo di mettere delle tasse sulle nostre aziende per dare un reddito magari a chi non ha voglia di lavorare o a chi si gratta dalla mattina alla sera, se questa è una visione condivisa anche dal partito di governo, perché se fosse così sarebbe estremamente pericoloso. Chiedo spiegazioni.